Buonasera a tutti, benvenuti all'Ippodromo del Savio di Cesena per questa giornata riservata ai Gentleman Drivers, è la 10ª giornata del 2026 qui all'Ippodromo del Savio. Si comincia con una prova per cavalli di 3 anni a reclamare sulla distanza dei 2060 metri da percorrere. Sono in 9 dietro le ali dell'autostart dopo il ritiro di Isola Cla, che avrebbe avuto il numero 6. Autostart in movimento con il numero 1. Ideal Wise L, Matteo Zaccherini, al 2 Icaro Marca Enrico Cuglini, 3 Easy the Mail Manuele Casillo, 4 Isla dei Greppi Nicola Del Rosso, 5 Indios Barsa Vittorio Miniero, in seconda fila 7 Iso Facto Jet Fabrizio Martinelli, 8 Italia d'Alvio Michela Rossi, 9 Into the Wild Sea Carlo Ballotta, 10 Irene SV Otello Zorzetto. L'allineamento che va a completarsi sulla curva di sinistra. Tende a ritrarsi Indios Barsa che parte piano dall'estrema destra dello schieramento. E sono partiti. È veloce Icaro Marchi insieme a Easy the Mail che però sbaglia. Così all'esterno c'è Isla dei Greppi che prova ad andare su Icaro Marchi, il quale cerca numero di difendere 3 la posizione Easy the Mail acquisita. squalificato. E ci riesce Icaro Marchi, così al comando all'imbocco della prima piegata. Insiste al suo esterno Isla dei Greppi, che sembra poter ottenere il via numero 10 Irene SW squalificato. 200 metri iniziali in 15,4 con Isla dei Greppi al comando, alle sue spalle Icaro Mark, terza posizione per Ideal Wise L, ritorna all'esterno Icaro Mark che completa il Dai e Vai con Isla dei Greppi. 400 metri in 31,6. Icaro Marca al comando nei confronti di Isla dei Greppi, poi in terza posizione Ideal Wise L, in quarta Italia d'Alvio precede Into the Wild Sea. Ancora lungo lo steccato seguono gli altri con Isofacto Jet che precede Indios Barsa. 48,7 i comodi 600 metri iniziali per il battistrada Icaro Mark che continua a ritmo decisamente blando al comando. Isla dei Greppi lo segue, Ideal Wise L è sempre lì terzo. Fila indiana dopo 800 metri in un soporifero 1,53 sul piede dell'1,21,5 al chilometro. Enrico Cuglini che ha risparmiato il risparmiabile nella prima parte di gara, adesso vede arrivare al suo esterno la sagoma minacciosa di Ideal Wise L, così i due più attesi della corsa vanno a duello dopo 1 chilometro in 1,22,2. Icaro Marca al comando, Ideal Wise L all'esterno, lungo la corda si mantiene in quota Isla dei Greppi che precede Italia d'Alvio, quindi sempre Into the Wild Sea, Iso Facto Jet e Indios Barsa. Si continua così con frazioni comode, un leggero allungo sulla curva di destra da parte di Icaro Marca che cerca di far pesare un po' la risalita al suo rivale Ideal Wise L. Icaro Marca che allunga deciso, Ideal Wise richiesto di fuori, alla corda sempre bene Isla dei Greppi avanti a Italia d'Alvio quando siamo ormai all'imbocco dell'ultima curva, retta opposta alle tribune, passati in 14,8, 2,77 il miglio di gara con Icaro Marchi in vantaggio nei confronti di Isla dei Greppi, di fuori cala Ideal Wise L, viene in terza ruota Italia d'Alvio mentre ha rubato molte posizioni dentro Into the Wild Sea che sposta l'ingresso addirittura arrivo dove Icaro Marca è in vantaggio con un paio di lunghezze su Isla dei Greppi, viene forte Into the Wild Sea, Icaro Marchi in vantaggio su Isla dei Greppi e Into the Wild Sea, Icaro Marchi in vantaggio, aspetta con trepidazione il palo che arriva. Secondo posto per Isla dei Greppi, terzo Into the Wild Sea, questi due sono vicini, va rivista, 36 la chiusa, 1,19,2 il ragguaglio cronometrico per il successo in coast to coast di Icaro Mark. Enrico Cuglini per Daniele Cuglini al training, i colori della scuderia Perugia 2000 per il figlio di The Bank che si impone nel percorso d'avanguardia. Per il secondo posto Isla dei Greppi contiene definitivamente Into the Wild Sea, quindi in numeri 2, 4, 9 il probabile arrivo della prima.